Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Natalia, dalla freschissima e giovanilissima voce. Un abbraccio ai nostri radioascoltatori, un abbraccione a Tina, come sempre, un abbraccio a Matteo, come sempre, e ai quattro gatti veri, che assistono, che ascoltano la nostra trasmissione. Oggi facciamo un salto nella storia del movimento leghista. Facciamo un salto nella storia del movimento leghista perché lunedì scorso è mancata una figura storica per noi vecchi, io ho 40 anni e più, dal settembre dell'85 che sono parte del movimento. È morta lunedì scorso Mariella Mazzetto, storica figura veneta, era detta la passionaria del Veneto, una figura che era vicina anche alla parte più cattolica del movimento leghista e figura che molti probabilmente non conoscono perché fu sottosegretaria all'istruzione per pochi mesi nel 94 col governo Berlusconi, fu eletta 2 volte in Parlamento, ma sostanzialmente è stata la passionaria, la figura di riferimento, una delle figure di riferimento del Veneto. Era di Padova, era un insegnante, credo fosse laureata in pedagogia, non sono andato a vedere la sua storia, riferisco quello che ricordo personalmente di lei nei rapporti con lei. Figura storica di quella Lega che ha le stesse motivazioni di origine che abbiamo tutti questi 2 anni, più di 2 anni di percorso che stiamo rivedendo e che ultimamente abbiamo focalizzato nella emanazione da parte di Leone XIII dell'enciclica Rerum Novarum. Quindi la dottrina sociale della Chiesa e le sue contraddizioni, le sue manchevolezze, le asperità di possibile applicazione, la visione partitica piuttosto che quella di adeguamento della cultura generale. L'Università Cattolica, l'Azione Cattolica, il Partito Popolare. Ecco, da queste motivazioni, da queste lacerazioni anche del mondo cattolico, nasce anche l'esigenza leghista, cioè bene o male nata da impulsi che sono di entrambe le linee, quella partitica e quella socioculturale. La Bossi aveva un'esperienza comunista, come tutti sanno, partecipava all'organizzazione delle feste dell'unità. Maroni era di origine dell'area di sinistra, addirittura con simpatie per l'area extraparlamentare. Altri erano di provenienza, la maggior parte, erano di provenivano dalla insoddisfazione verso la deriva ormai palese a metà degli anni '80 del secolo scorso, della insoddisfazione dell'azione cattolica, della democrazia cristiana, che si era sfilacciata in un gioco di potere in correnti in tutto tranne che una visione adeguata delle insufficienze della democrazia allora vigente italiana e delle insufficienze che oggi sono altrettanto chiare, altrettanto palesi. Mariella Mazzetto, dicevo, questa figura di insegnante di un istituto tecnico, se non ricordo male, era il Marconi di Padova, però potrei anche sbagliarmi. Abituata con questi ragazzotti che si preparavano a entrare nelle aziende venete,
a trattare, a discutere con loro, partendo da un presupposto cattolico da un lato e dall'altro lato della necessità di far partire la democrazia dal basso, dalle strutture fondamentali più quelle socio necessarie della vita di tutti i giorni, per poter lì sviluppare un concetto democratico e poterla poi sviluppare a livelli più alti. Cioè, se non c'era se non ci fosse stata una consapevolezza di tal genere al basso, non avrebbe potuto svilupparli all'alto. Questo secondo il principio di sussidiarietà, quel principio che in particolare Pio XI nel 40° anno ha esplicitato. È quello che ha dato luogo alla convergenza originaria della Chiesa Cattolica, comunque l'accordo della Chiesa Cattolica col regime fascista fino al 29. Le fasi sono fino al 29, dal 29 alla guerra e poi guerra e periodo post bellico con la Democrazia Cristiana. Questo lo sviluppo. Ma quindi l'origine, la visione dell'insegnante Mariella Mazzetto, dottoressa Mariella Mazzetto, era questa. E quindi la sua adesione a una forte cultura veneta, che è una cultura a sé, tra l'altro, con una lingua vera e propria a sé, con opere d'arte letterarie a sé, ben distinguibili, ben oggettivabili, la Mariella Mazzetto la sviluppa nei confronti dei suoi alunni che sono pronti a entrare nelle aziende, quindi gente pratica, gente molto, molto anche dura, anche di tempra dura. Nei licei si è maggiormente soggiogati e affascinati dall'insegnamento teorico e culturale dei docenti. Nelle scuole tecniche c'è un rapporto più pratico, più diretto. Quindi lei vive e propone il suo essere veneta, il suo essere di Padova, nei confronti di questi ragazzi, nei confronti di un popolo che vuole avere una sua coesione, vuole avere un suo vuole vivere, continuare a vivere quella tipicità che contraddistingue il popolo veneto. Tipicità che ha un vantaggio, e cioè che non è in contraddizione o in rottura con le culture degli altri popoli italici, delle altre popolazioni che parlano poi alla fine la medesima lingua, l'italiano, come lingua ufficiale, come lingua di tutti. Ma sono tutte, nel virtuoso sviluppo delle tipicità si può avere quella che, attraverso una teoria da un lato dell'autonomia, dall'altro del federalismo, che vuol dire poi connessione con tutte le altre culture, hanno, proprio in forza della medesima letteratura, medesima arte, medesima lingua, costumi simili, hanno la possibilità di potenziarsi nella diversità, come dice attualmente né più né meno che nella Magnifica Humanitas Leone XIV. Sviluppare lo sviluppo positivo delle diversità dà luogo a una forte unità, perché l'unità non è data dalla uniformità. Uniformità non è unità. Uniformità è appiattimento, è tutto sommato una subordinazione rispetto a qualcun altro che è più bravo di te, che ti comanda, che ti domina. L'unità è solo e soltanto derivata dalla attiva, quindi anche contrastata, attiva dalla connessione fra diversità. La diversità
ben sviluppata, dà unità ed è virtuosa. Questo è il concetto base che insegnava, da cui partiva Mariella Mazzetto, in un ambito, ripeto, quello delle scuole professionali, dove la propaganda, la disinformatia di sinistra era chiaramente travolgente, era totalitaria o quasi in quell'epoca, che era un'epoca sì post-terroristica, però era anche un'epoca in cui la convinzione che l'ideologia fosse alla base della vita sociale era un dato quasi oggettivo. Quindi questo, il suo insegnamento coraggioso, il suo modo di porsi, il suo modo di impostare da sottosegretario lo stesso Ministero dell'istruzione, con qualche divergenza ovviamente col ministro di allora, che era un democristiano, se non ricordo male. Ora, su questa linea lo sviluppo anche del perché di quel movimento, poi partito a termine perché ove si realizzino autonomia e federalismo, la Lega avrebbe raggiunto i suoi scopi, sarebbe cessata sostanzialmente, dal punto di vista sostanziale almeno. E quindi in questa linea, secondo questo criterio, lei vedeva sia il movimento leghista sia lo sviluppo della vita politica in alleanza con le forze politiche di allora, principalmente Forza Italia, rappresentata da Berlusconi. Ora, cosa tutt'altro che facile, perché Berlusconi, poco o tanto, proveniva da una cultura socialista, quindi una cultura che aveva poco o tanto un'ideologia più spinta verso il capitalismo della ricchezza, del dominio rispetto ad altri, che quindi contrastava col popolarismo totale del movimento leghista. Ora, il quale, peraltro, un movimento che scontava, e di questo Mariella era profondamente cosciente, scontava una carenza di elementi culturali di base, di strutture culturali di base. Questo l'ho verificato più volte nei colloqui, nei confronti che si avevano con l'allora segretario Umberto Bossi. Io del segretario non posso assolutamente lamentare i comportamenti, perché con me è sempre stato gentilissimo, stava ad ascoltare, abbiamo passato ore e ore da soli, tra l'altro, insieme a discutere e con la massima soddisfazione e come si fa fra persone che discutono appassionatamente di ciò che le appassiona. Questa è la testimonianza mia e non cambierà mai, è la verità. Però sappiamo anche, ne sono consapevole perché partecipavo, sappiamo anche che il segretario era piuttosto rude, mettiamola così, nei confronti dei suoi stessi sottoposti, diciamo, i parlamentari, dei quali lamentava spesso e volentieri le deficienze culturali, ed era un dato oggettivo. È chiaro, sempre in un movimento spontaneo, popolare, cresciuto all'improvviso, come è stata la Lega, c'è dentro di tutto. Ci sono quelli in gamba, quelli meno in gamba, quelli acculturati, quelli non acculturati, gli onesti e quelli un po' meno onesti. C'è di tutto. E tanto per mettere sullo stesso piano tutti quanti, si usava spesso e volentieri dei termini molto forti nei confronti di costoro, e talvolta spesso e volentieri anche insultando, non nascondiamoci dietro un dito. Questo con Mariella non avveniva mai. Aveva un rispetto
totale nei confronti della dottoressa Mazzetto e lei aveva la grinta, la forza ogni tanto di dire Umberto, non esagerare, Bossi non esageri, sia educato. Usciva con queste espressioni e quello se ne stava buono e zitto e cambiava. Ricordo una volta che con un'espressione di questo tipo lui ero seduto a fianco della Mazzetto e in via Bellerio e Bossi guardò e disse sì, e quello ride anche, e poi cambiò argomento, si rivolse con estrema cortesia e attenzione, svolgendo i temi e con calma, svolgendo i temi si stavano svolgendo. Ecco, di Mariella Mazzetto posso dire una cosa che è fondante: aveva personalità, sapeva quello che voleva, aveva le idee chiare e quindi passionaria solo perché era chiara, quindi viene nel mondo politico oscuro che caratterizza la vita politica italiana, era una che aveva le idee chiare e a quel punto diventa passionaria come fosse una estremista eccessiva. Non è vero, era semplicemente una che aveva le idee chiare e le esprimeva, e allorché vedeva o delle deviazioni o dei pericoli di deviazioni rispetto alla linea che ho precedentemente indicato, le esprimeva tranquillamente, con forza, anche prendendosela con altri colleghi di appartenenza politica, altri leghisti. Quindi la linea che la dottoressa Mazzetto ha sempre portato avanti nella sua vita politica, vita da leghista, è stata quella non del particolarismo, cioè come se il Veneto fosse il Veneto e dovesse essere in qualche modo separato da tutto il resto. No, il Veneto era il Veneto, andava approfondita la sua cultura, andava sviluppata, valorizzata la sua cultura, andavano corretti i difetti, perché dei difetti dei comportamenti della società veneta parlava spesso e chiedeva provvedimenti che da un lato valorizzassero, e quelli erano la maggior parte, ma dall'altro tendessero anche, aiutassero a correggere quelli che potevano essere i difetti della società veneta. Il fare non era un fare tanto per fare, era un fare ragionato come nella ottima amministrazione veneta ha dimostrato negli anni. Si è parlato di Zaia come Doge. Doge o non Doge, Zaia è uno, il dottor Zaia è uno che ha fatto semplicemente l'interesse del suo popolo e ha amministrato nel modo migliore possibile, ma bene, con onestà, la sua regione, e nessuno ha avuto niente che ridire. La gente gli vuole bene per il fatto che ha ben agito. La stessa cosa possiamo dire per altri esponenti di altre regioni, da Matteo a Federica, per carità. Però voglio dire, parliamo della dottoressa Mazzetto. La dottoressa Mazzetto aveva questa caratterizzazione rigida per certi aspetti, perché l'approfondimento della cultura veneta, la difesa della cultura veneta, la difesa delle peculiarità dei veneti era il presupposto per poter donare le proprie virtù anche agli altri, insegnare questo amore per il territorio, insegnare maggiormente questo amore per il territorio ai lombardi, ai milanesi in particolare, una società che dispersa sotto certi aspetti, più difficili, una metropoli, quindi diversa dalle caratteristiche delle città venete, un territorio suddiviso, perché la Lombardia da un lato ha una sua forte impronta veneta nella parte
orientale, Bergamo, Brescia, e una forte impronta milanese nella parte occidentale. Quindi metà ambrosiana, metà veneta. Quindi un'azione, quella della dottoressa Mazzetto, politica e educativa nello stesso tempo. Certo, l'insegnante, con tutti i difetti che qualunque insegnante può avere, deve imporre in qualche modo la propria idea, se ha personalità per farlo. E Mazzetto l'aveva. Quindi diceva quello che andava detto e davanti a chiunque. Ripeto, era una di quelle per le quali Bossi aveva un grande rispetto anche formale, ciò che ogni tanto, anzi ogni spesso, era un po' carente. Ora, quindi l'origine dell'azione politica di questa nostra militante, che è venuta a mancare, è la stessa, identica, che origine teorica, origine di pensiero politico, è la stessa che contraddistingue la problematica nata alla fine dell'Ottocento, con la Rerum Novarum 1891, e che alimenta il dibattito libero, comunque, il forte dibattito fra Chiesa Cattolica e regime fascista. La Chiesa Cattolica, in quell'epoca, che lo si voglia riconoscere o no, rappresenta da un lato la cultura del compromesso, da un lato, ma dall'altro lato la cultura della libertà, cioè una richiesta di autonomia, si cerca il compromesso per avere un'autonomia nell'ambito di una impostazione che in qualche modo è di partito unico, di regime. Ora, anche per questa esistenza di dibattito, che è discutibile affermare che quello fascista sia stato un regime assoluto rispetto ad esempio al regime nazista in Germania o al regime sovietico in Russia. È un fortissimo autoritarismo che però ha al proprio interno il riconoscimento di una religione cattolica come religione di Stato, e dall'altro lato questo dibattito di natura prettamente culturale e anche di impostazione sociale. Chiusa la parentesi. Torniamo alla Mazzetto. La Mazzetto rappresenta dunque questa linea di pensiero, che in sé è una linea più movimentista di aggregazione culturale veneta, ma poi di relazione con le altre culture, quella lombarda, quella piemontese, ligure, dell'Emilia Romagna, del Friuli, e quindi una linea più movimentista, mentre dall'altra parte si andava affermando quella più partitica. Ora quindi non vediamo altro che il riprodursi all'interno della stessa Lega di quel dibattito che stavamo, nelle nostre conversazioni le settimane precedenti, stavamo vedendo e esaminando all'inizio del secolo scorso, né più né meno. Cioè, si tratta sostanzialmente di questioni irrisolte e non ancora risolte, che sono da risolvere, che si riproducono man mano nei tempi diversi, emergendo per il fatto che non sono state risolte, che la loro soluzione è richiesta. Quindi dobbiamo pensare necessariamente ad affrontarle e a cercare delle soluzioni, quindi a cercare un pensiero che sia in grado di dare spiegazioni e soluzioni.
La Mazzetto di questo era pienamente consapevole. Pienamente consapevole, ma come accade, come è accaduto, diciamo la strutturazione, la mentalità partitica per certi versi ha prevalso e ha messo un po' in ombra quella che è stata l'opera di Mazzetto come di tanti altri. In effetti lei aveva pronunciato tantissimi discorsi, aveva anche scritto parecchio. E quegli scritti, quei discorsi non sono patrimonio di tutti, sono finiti in una biblioteca una raccolta di scritti che per fortuna sono stati salvati da un suo amico, una figura storica della Lega, l'ingegner Niccolò Carrara di Padova, detto l'urlo di Munch per chi lo conosce come tale. Ecco, sono finiti lì. Sono lì da riprendere, se si vuole valorizzare, da studiare, perché sono una fase del pensiero, di un pensiero che va a strappi, si sviluppa, l'abbiamo visto in generale, si sviluppa i primi decenni del secolo scorso, si ferma, prevalgono logiche partitiche, prevalgono logiche di potere, si ripropone, nasce la Lega, si ripropone, né più né meno, si sviluppa, si ferma un'altra volta, si sviluppano nuovamente logiche partitiche, si scopre che queste logiche non hanno portato ad alcunché. Oggi abbiamo una terza guerra mondiale in corso che sta massacrando letteralmente i popoli, nella quale i popoli non hanno nessuna voce, non contano niente, vengono distrutti e basta a seconda di quello che gli interessi di potere determinano, e quindi si scopre che le grandi strutture create secondo l'ideologia strutturale socialista, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, piuttosto che la struttura burocratica dell'Unione Europea, contano zero nell'ambito nel teatro bellico, e a questo punto si deve tornare a ripensare. E per ripensare il pensiero è dell'individuo, è dell'individuo con le persone che gli sono vicine, con i suoi familiari, con i suoi amici, con coloro che vivono nello stesso luogo, nello stesso territorio. Si sviluppa dal basso il pensiero politico. Si sviluppa dal basso e deve essere gestito in modo da andare in una direzione di democrazia, cioè di potere del popolo, perché questa poi alla fine è la sintesi della stessa opera della dottoressa Mazzetto. Mariella Mazzetto ha operato per la democrazia, ma la democrazia è consapevolezza di avere la responsabilità di gestire un potere che ci spetta, ma che dobbiamo anche sapere esercitare con coerenza. Sì, sono cose semplici, sembrano cose scontate, ma non sono affatto scontate. Siamo ancora qui a discuterne, a batterci, a riflettere su questa situazione. Perché? Perché nel momento in cui ci sono dei poteri che passano sopra la testa dei popoli, e adesso ci si aggiunge il potere tecnologico, chi controlla la tecnologia sostanzialmente fa quello che vuole. Con un click può cancellare intere popolazioni dall'interesse dell'interesse generale, così come può cancellare ciascun individuo. Un click e siamo esclusi. È la teoria di Bauman, la constatazione di Bauman, la teoria dello scarto. Mettere in solitudine la gente è uno dei metodi per esercitare il potere. Divide et impera dei Romani è né più né meno che nella versione odierna
è quello che oggi possiamo constatare. Non abbiamo, sempre più vengono ridotti gli spazi di libertà. La libertà nasce nell'individuo, nelle formazioni dal basso, dalla famiglia agli amici, ai gruppi territoriali, nasce lì. La libertà va esercitata con responsabilità lì. Se c'è lì, può espandersi anche sopra. Secondo, il principio di sussidiarietà. È quello che nella sua enciclica magnifica Humanitas ha cominciato a impostare problematicamente Leone XIV. Noi, nelle nostre conversazioni, stiamo seguendo quella linea. E in questa linea ci sta il grande ricordo di una cara amica come la dottoressa Mariella Mazzetto, ex sottosegretario all'istruzione. Ci sentiamo sabato prossimo per riprendere il discorso del rapporto fra mondo cattolico e fascismo. Ne parla nessuno, ma ci fu una notevole convergenza, furono anche parecchie convergenze, e discuterne e valutare per capire oggi che cosa dobbiamo fare, perché la democrazia è il nostro obiettivo. Io vi saluto, vi do appuntamento a Dio piacendo a sabato prossimo e un abbraccione ancora grande a Tina, un abbraccione a Matteo e una preghiera per la grande dottoressa Mariella Mazzetto.